The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Proseguiremo con Tu può fa l'americano, un bestseller di Renato Carosone. Ispirato ai ragazzi dei quartieri di Napoli che amavano indossare i jeans e giocavano a fare gli americani. Voce solista stasera, pare Jacopo, cabarettista. Concluderemo. Buonasera Camaro, ciao! Mi aspettavate, vero? Ci pariamo, vediamo stasera con tutte che non canta. Intanto cantiamo questa bella canzone, Tu può fare l'americano, guarda come che camara mia, che americana non mai stai camare, eh? Musica maestra. Porto casone con uno stemma a rego, una copolella che vi si era isata, passo scampagnano per Toledo, come qua prima si fa guardare. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capiti al più. Vai, a dopo, ciao!
adesso dobbiamo dare il benvenuto ad un ospite molto particolare. L'ospite d'onore di questa serata che ci farà divertire con la sua arte. Mi sentite? Che c'è? Vuoi salire sul palco con noi? Allora, questo ospite d'onore è partito praticamente dal nulla, però grazie al suo paese, grazie a Camaro, grazie a tutti i social, è seguito su Facebook, è seguito su YouTube, ha iniziato anche a farsi conoscere attraverso moltissimi spettacoli e stasera ci dà il piacere di essere qui con noi in questa serata. Accogliamo con un applauso Pari Jacopo, cabarettista. Buonasera, 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 buonasera. Malava mia, non faccio ne cominciare prima. Signora, buonasera. Lei è tedesca, signora? Con i capelli bianchi lei è tedesca, secondo me, signora. Quella accanto è suo marito, no? La signora mi fa un'espressione come a dire chi tu hai e chi tu me ne c'hai. Signora, mi dica, da quanti anni ha che siete insieme? Signora, ci disse quanti anni ha, non quanti anni ha un supporta, perché certamente è normale, no? Abbassiamo un pochino questi voci che mi pare a me che c'ho l'olotto stasera, no? Perché siete più belli. Allora, a che passata per le puntate, parliamo di quello che minchia la punta stasera, no? Che passa la mattina, no? Intanto siamo a Camaro, io sono orgoglioso di essere qua stasera con voi, da Camaroto naturalmente, ma Camaro e Camaro. Come un festival di Sanremo, Sanremo e Sanremo, Camaro e Camaro. E abbiamo tanti, ma tanti ricordi sul Camaro. Lo sapete? Che cosa vi devo dire? Le cose più belle che c'erano al Camaro una volta, non so, diamo un esempio. Il Beggio Magana che facevano un viaggio da Camaro a piazza più forte che non mi sento. Camaro, santo è Dio, come disse casa? Piazza del Popolo. Cavaliere, un bacio, va. Sì. Allora, i maghi una volta non si facevano i bei viaggi, no? Si partia da Camaro. Basta, i bei maghi che c'erano tutta piazzetta, no? Facevano i bei viaggi, giustamente i cristiani oggi quando giustamente andiamo a pigliare che sta già la macchina, no? A stare attento, andiamo a mettere la cintura di sicurezza, no? Una volta quando ci andiamo a piazza del popolo, sulla macchina chiamavano, a me non dice cristiani. A me non dice cristiani, chi non ne poteva ci sia poi, non si casca, uno si metteva a casa suo ricchi, io vince libro non ricordo mai, ma sto in tutto avanti, tempo su ginocchia che ma la cosa più eclatante qual era? Quando i cristiani arrivavano a piazza del popolo, andavano a parte, a chiesa Santa Ria, o Spirito Santo e a chiesa Sant'Antonino. Qualcuno dirà, ma come mai? Andavano e pregavano Signore un viaggio che fecero che andavano tutto a posto. È vero, giusto? E poi i begli autobus, il 3-4, il 3. Ricordo all'8-20 l'autobus erano pieni, li chiamavano 2 su 4. Erano talmente così pieni che non potevano respirare. È vero, come sbaglio? Vero? Sì. Vero? Sì. Ah, parliamone, figliolo, studiamo. La cosa che vi voglio raccontare è che mi succede a me a proposito dell'autobus pieni, non ve lo auguro a nessuno. L'autobus bello che io periodo d'estate, no? Con un chiana, 57 con 2 euro di tessiti, per assalire, no? L'autobus appena si ferma all'altra fermata, c'è una signora con 7 figli. 7, all'epoca oggi che 7 figli di stessa pazzo, no? Io veramente disse, guarda sta cristiana con questi vicini da un sistema. Maria Candida, non ridere che sei simpatica, fammi un sorriso. Candida. La cristiana, già perché, già no,
Un primo piccerino dice, senti che fai a mamma, mettiti accanto a uno, se non ti muori un quanti giorni la vesta da signora, perché si mette? Usai buono, signora, lei si dispiace perché ci devo mettere due quanti, signora, non si può. Un terzo, un quarto, un quinto, un sesto. Appena arrivavo a setto, non mi dovete credere, la signora non è ferma, non si può fermare. Non pariamo. Cosa dell'altro mondo. Io guardava mia e io guardava mia. Questa bubbietta è stata come da frittata che stasera. Io guardava mia e io guardava vita. E sto che sempre sto avvicinando, stavo proprio stimolando. Buonasera, chi si signora avesse il giorno e ancora la scurare. Ce le posso chiedere una cortesia, signora. Sabe, se lei dice la griena perché c'è degli anni. A me perché c'è giù. Questo è un modo. Signora, ci stiamo a dire una cosa io a lei, ma non stiamo a stare. E invece me la chiami io, la che sta sentendo lei, hai 7 volte che io sbagliavo dopo posso. Anzi, o sbaglio? Quanti giovani ci sono? Perché nei giovani, alzi la mano, non sono i giovani, noi tutti i giovani, abbiamo 80 anni. Buonasera. E il consorzio della signora Sapete, è sul genere questo, no? Lei sul viso dove c'è almeno una lunetta, con uno che viene. E sto marito non la sta. Un Dio sono caito, un Dio, sono Matteo. Alzi la mano che non la vedo, così mi sta sbagliando stasera. Dai, c'è sto moglie, c'è sto io, devo stare tranquillo, ma non cambio stasera. La mia moglie era un Dio. Ci dice diretta così. Basta, mi stavo dicendo i giovani vanno in discoteca, quanti giovani al sabato sera vanno in discoteca? Mi raccomando, sabato sera quando andate a discoteca, e apriamo l'occhio, figliolo. Parliamo serio, e apriamo l'occhio. Mi auguro che non mi succede che tu come succedeva a me, questo è l'augurio. Non è Mimmo. Mimmo! Per quanto della sera, chiama, Mimmo, chiama. Facciamo un applauso a Mimmo Ambriano che stasera mi accompagna con la chitarra. Mimmo Ambriano. Ricordi gli amici quando andavamo a discoteca e disse Mimmo mi vengono giù questi era un meglio. Basta non andavamo a discoteca, io giustamente da me metto dissi io, santo di Dio, carta sta discoteca, io stai non ci andava. Se si mangia o non si mangia, si mangia o non si mangia. Ma dissi io, già sempre. Poi c'era visto che accanto c'era una bottega di generale militare. Dissi io, buono, già sia. Disse buonasera, mi dica, se sono ancora in tempo, ma dovrei mangiare qualche panino, qualche cosa. Ci sa, ci sono dei panini, ci sa, ma mi chiesto un panino, dai, se ci sa che muttadella non capisce. A me non ci sono molto, ci sono con me. Basta, su signora, non voglio sto un bel panino, la muttadella e un cicco da sacchetta. A quello già cosa mi sta pensando. Apprezziamo male, un panino da sacchetta. Basta che io ci siamo a discoteca, ma perché era appena ci siamo tutti i luci che mi rovano un tabacco e non capivo più niente. Sono signor, ma non vuoi mio? Manco ci siamo già in busta a terra. Un figliolo mi disse, ma lei perché non sta attento? Dice, non vede che sono qua con la mia ragazza e tu ci sei a un posto, ma tu ci vuoi la strada, non andare, se non andare a un posto. Basta che io ci siamo. Cioè, se non è che sta a ballare, e che mi sta dai un liceo ballare. Si sente che si possa avere un bel bicchiere d'acqua fresca. Fatto sul balcone sta liscio come all'oggi. Invece di un bicchiere d'acqua, se io gli darei una bella bevanda. Ma se io ci sto cercando un bicchiere d'acqua, mica che ne va a dare una bevanda? Ma sai, io basta che sono un buoncino. Io la via Nastura che sta via morendo, mi chiedo, la signora in fondo sta ridendo, signora lei già adesso stavo ci sta arrivando, no? Basta, non ti chiesto un bel bicchiere d'acqua, era così ghiacciato, io la città che via mucca la aiuta una volta, non l'ha vista fatto. Cominciarono sti budetti a mettere un tucciolino nella maniera tale che sta via morendo. Più avanti c'era una figliola che ballava già su Pavo, e sta che fanno questi che si muovono tutti, no? Io giustamente ho avuto un movimento di l'acqua ghiacciata che aveva sto amico e faceva proprio così, sta via morendo. La figliola che era già su che stava facendo un trip di staccio che io stava facendo, no? Che basta che stava via ballando pure io e si avvicinava come una mia. E faceva così morire, io ci facevo signorina, io non stai ballando perché mi sta scendendo e sta muovendo la testa, chi sta? Non fa niente, e ballava sempre, ballando. E dopo cade un vicino. Ah, signorina, ma non fai me lo dai adesso o più tardi? Istantaneamente che mi amano, poi ti bruciavo la muttadella. Disgraziata, poi ti bruciavo la muttadella. E giustamente non morivo, no? E ballando, giustamente, la piccola figlia sapete, mi dice, mamma mia, dici, come montano, dici, questi panini.
No, perché fu nato, perché se no qui vai a portare dei figlioli. Qui avevo sangue, vai. Basta, ballano, qui sta tornando, che fai in mero dai adesso? Ospitare, questa interessante. Gioia che se vuoi, ora non mi vuoi, quando mi pittate, non mi dico, e io ho voluto ribattere la mia moglie. Non ne vuoi più, sempre io un po' che ho sapere, sempre io un po' che ho sapere. Guarda, ci vuole, mi manda a te. Basta. Come fu e come non fu non ne potti più, chi è più bello panino e ciudese. Ah beh, ci mi sentiamo, sapete che me lo spondino? No, questo è mollo, voglio l'altro, quello duro. Non ci dissi giorni, io ce l'hai buttare a casa, a marattari, a fare a pubblica di cotoletti. A chi hai da testa? Cosa dell'altro mondo, cosa dell'altro mondo. Basta, infine, qua ho l'amico Mimmo Ambriano, lui è un appassionato di cavalli. Ah, marito, non è marito, parla facendo la strada, ti ho detto cavallo, non è che ci si chiede un cavallo. Ci fu questo nel passo di la brunetta, no, un Pokémon. E è tantissimo, no? Lui era una moneta di cavallo, però a me si cavalli ha un bel uscire, un asino, uscire qua, ma vedi, no, uscire. Mi sono regato da Mimmo, ci sei Mimmo, siete, ma uscire con lei sempre. Dice sì, parliamo con lei, sempre ci uscire. Sai, ci stiamo giorni, ci stiamo a campagna, ci stiamo a fare la cosa. E adesso ci impariamo, come vedete, però con cercare ci siamo dicendo difetto, ma non canta, anche è nato, lo vedo questo uno male si sapeva. Se vuoi ci sta una bellezza ancora vogliamo funzionare. Basta ma buttare sto scecco in campagna, non caricare bello che lo rigniamo, ma perso non la picchiavo anche a nata. Se va male, se male per me a casa, siamo consumati e rovinati. Se domani mattina vai un ginecologo, come si chiama che non fa del male, come si chiama che tanto molto lavoro? Come signora? Come? Veterinario, giusta parola? Cioè sempre sapere la risata, avanti, che la risata non è. Andai un veterinario, ci sono dottori, ci disse, chi c'è? Ci impariamo, un caro. Sai, vediamo, ci cercheremo così, ci sono male, quando ti anche non ci sono problemi, ci impariamo, qual è il problema? Ora dice, gli do, dice, due supposte. Quando una mala arriva in tanchianata che non ce la fa più e ce la fa una cosa semplicissima, ci sa come ci metta su questo. E vede che cosa succede, ci sta bene dottore, se domani mattina ci sta un paio di che fatto, no? Allora domani mattina che ghiai tu scemo, che ghiai si casa. Per tutta tanchianata e se non c'è una ciava, questo deve essere un bene. Però con te, tu supposti che abbia sacchetta, che gli sei e ci sta su questo. La signora ride, non l'ha vista fatto mai. Però ci mi sono già sul posto, ma la credo, non me lo cominciai a chiedere schitti, che stai impazzendo. Che se va la Madonna che è caduta a Capracolo. Domani ci sappiamo un veterinario, uccidiamo come la situazione, no? Allora domani andai un veterinario. In questi anni abbiamo visto la mia bottina all'egrotto. Ci parliamo come fanevo, questo dottore, come fanevo. Ma credo, dottore, ci sta appena ci mi già sul posto. I tau schizzi, ma schizzi che dell'altro mondo, una cosa eccezionale, bene, se allora dice, impariamo, dice, l'altra dice, ma potete tornare a rete, ma che ce ne torna a rete, tutto l'altro me la fa mettere io a muoio, moviglio, anda capito! Aria di era una cosa fina, quando me la ammazzano. Povero sceccare. Povero sceccare, come già butta via, Ecco era Caudolina. aria lo canta lui, scecca dentro del lume come io scusa, e quando andava la cia. Che bella voce Ecco era. pariano canta lui, scecca dentro del lume poi, come io dai scordare, e quando cantava pacia.
Ah, Che succedeva? Dobbiamo interrompere un attimo la serata. E che succede? Abbiamo avuto un piccolo problema. C'è un'edizione straordinaria del TG. Torniamo. Vengo dopo il TG. Vengo dopo il Ma TG. che bella, ma mi sono così bella ma chi stai? Poi siete dell'altro mondo, scusate un attimo che andiamo a fare il TG. Ci vediamo più tardi. Vengo dopo il TG. Musica, titolo. Per Messina Bruno Vespa, grande l'attesa. Un cieco viene arrestato dalla Polizia di Stato. Giovane si schianta con la sua moto di grossa cilindrata. Rubato nel messinese un tiro. Una nota marca di lavatrici è sotto accusa. Ancora disagi sui tram a Messina, i viaggiatori infuriati. Fallimento di una grande fabbrica di carta igienica. Si riparla nuovamente del ponte sullo stretto. Buonasera e benvenuti al TG, te ne do io le notizie serali. Cominciamo con una notizia bomba. Bruno Vespa verrà a Messina a fare la differenziata porta a porta, iniziando da Ganzirri, Torrefaro, Giampilieri, Altolia, Molino, Gazzi, Camaro, Cumia, Cuttia, Putiggiu e tutti. Passiamo alla cronaca. Un cieco viene arrestato dalla Polizia di Stato accusato di aver fatto il palo durante una rapina. Lui si difende dicendo: io non ho visto niente. Giovane si schianta con la sua Honda 500 contro un palo della luce. Spenti entrambi. Nel messinese rubato un tir di lampadine, i carabinieri brancolano nel buio. Una nota marca di lavatrici viene lanciata sul mercato, 2 i morti, decine i feriti. Scusate. Ultima notizia di cronaca. I tram a Messina funzionano benissimo, fino a quando non piove. Piovendo le vie tranviarie si riempiono di acqua, impedendo ai tram di finire la corsa. Ai viaggiatori, per finire il tragitto, non gli rimane altro che attaccarsi al tram. Passiamo alle notizie di economia. Grande fabbrica di carta igienica dichiara fallimento. Il titolare si difende dicendo: stavamo andando a rotoli. Finalmente a Messina si riparla del ponte sullo stretto. Si farà, non si farà, dipende. Da chi dipende? Tutto dipende. E per finire passiamo alle previsioni del tempo. Sole su Messina, se non chiovi. Si chiovi, ne allagamo, i buca, ne vediamo e a spascia, e a faccia, ne spacciamo. Scusate, mi arriva adesso dalla regia un comunicato stampa che l'ospedale Piemonte di Messina non chiude. Come tutte le cose in Italia viene acquistato dai cinesi. E con questa ultima notizia si conclude qui il TG delle notizie serali. Impariamo, vi dà appuntamento all'edizione della notte. Siamo su una sveglia e me lo spiglio. Arrivederci e buona serata. Bene. Dov'è il Padre Cento? Non lo vedo, Padre Cento, se bella dica. Grazie Padre Cento, grazie, facciamo un applauso a Padre Cento. Io parlando di Padre Cento, adesso facciamo un pochino, mettiamo da parte un po' il cabaret, facciamo un po' di così. Anche se Padre Cento mi permette di dire una piccola gang sul Padre Cento, una volta l'ho raccontata, non so se ve la ricordate. Io quando ero più piccolino ho conosciuto Monsignor Rando, Padre Cento questa la sa, ho conosciuto Monsignor Rando che veniva in pasticceria a comprarsi dei dolci. Cristiano era l'annunzio, quando sono andato giustamente un braccio, un compagnato fino a quando ho avuto la magra.
Quando arrivò un tamagna, vado a credere. Disse, Monsignor Rando, come lei sa, a Camaro è venuto Padre Cento. Ma da credere, appena ci sta Padre Cento, mi desse una guardata, si sta mettendo, si sa che me la parola. Guarda, un tamagna mi disse, 101. Uno per il una caccagnata non ta capia. Solamente che tanno, la caccagnata non capia. Ma nel tempo per la mia caccagnata non ta capiva. E viva Padre Cento, un applauso! No? Ok. Bene, giustamente vorrei un attimino parlare e dedicare anche questa serata a San Giacomo, no? Qualcuno di voi magari conosce la mia poesia, qualcuno l'avrà letta, ma io con piacere stasera la vorrei recitare, ma recitare, credetemi, ognuno di voi mettetevi la mano nel cuore e pensiamo a San Giacomo, pensiamo per tutto quello che sta succedendo in Italia, pensiamo per la nostra città di Messina che sappiamo tutti in quale situazione ci troviamo. Comunque, dedico questa mia poesia a San Giacomo. Vai, mio sottofondo. O 25 luglio e Cammari festeggiamo lo santo pacione, San Giacomo, l'apostolo maggiore. Allo battere del mattetto, sì, allo battere del mattetto e allo suonare dei campani si preparano tutti i paesani. Immuttatori, sì, immuttatori sulle loro spaggi, nesce la vara della chiesa madre, intitolata a Maria Santissima Incoronata. Viva San Giacomo, viva San Giacomo, viva San Giacomo, si sente gridare. È la fede di un popolo di Cammari. O San Giacomo, nostro produttore, fa che la gente insieme ai comprati si mettono a pregare questo paese storico di Cammari. Ringrazio il maestro Giacomo Celeste, ringrazio il coro parrocchiale, ringrazio Padre Cento, ringrazio tutti voi che siete numerosi, che mi seguite su Facebook. Io vedo siete in tanti a commentare, ma io purtroppo non posso mettere a tutti grazie, prego, perché siete numerosi. Io da questo palco vi ringrazio e vi dico grazie. Ciao! Bene, ringraziamo Padre Jacopo che... Vi è piaciuto? Sì! Un po' più di entusiasmo. Vi è piaciuto? Sì! Allora, innanzitutto vi ringraziamo. Al nostro ospite d'onore, dov'è? Giacomo, dove sei? Giacomo! Noi non ti vediamo da qua. Vieni, sali! Vogliamo che sali da qua però. Sali da qua. Dai, sali. Forza, uno e una, due. Resta là. Per favore, resta a capo. Allora, volevamo ringraziare il Padre Jacopo, cabarettista, che ci ha fatto divertire. Ma soprattutto vogliamo ringraziare questi, a dir poco straordinari, musicisti. Che numero, vi visti? Vedi? Uno è serviato. Uno è serviato. Oh là là. Allora. Messina, si terra d'amori, du mare e du soli. Messina, si terra benedetta di lo Signore. A Madonnina du porto che brilla molto mare. Messina, ti voglio cantare. Messina, ti femmine belle che ti fanno impazzire. Messina, lo posto più bello per fare l'amore. Lo stretto che serve alla gente per poter
Messina, Messina, per ricominciare. Io di Messina sogno innamorato, Messina di la mia vita e di lume cori. Senza di te io non posso stare, se sogno lontano io voglio tornare. Messina, 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 non ti voglio lasciare. Messina, 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 Messina mia. Senza di te io non saggio stare, se sogno lontano io voglio tornare. Messina, 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 non ti voglio lasciare. Messina, 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 Messina mia.